cose a nome del Consiglio Pastorale e anche da parte del Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia di Sant'Andrea. Sì, grazie e benvenuti tutti voi a questa giornata di festa. Un benvenuto in particolare al nostro Vescovo Giuseppe, grazie per le parole che ci ha dato, grazie per l'incoraggiamento e gli diciamo fin d'ora che noi questo nuovo percorso lo vogliamo fare insieme. Benvenuto anche al Sindaco e anche ad altre autorità, è importante ed è una bella cosa che anche l'istituzione sia oggi presente per una realizzazione così importante. Questa è una casa non solo della parrocchia, ma è una casa anche a disposizione dell'intera comunità. Io desidero immediatamente partire con i ringraziamenti, lo diceva Don Piero prima. Tante persone hanno portato il loro tassello per questo mosaico così bello e importante che voi vedete. Tante persone hanno portato il loro mattoncino, ecco, con volontà, con impegno personale, e allora noi vogliamo proprio esprimere a nome della parrocchia un grande grazie. La parrocchia vi è riconoscente, se tutto questo siamo riusciti a realizzare e non solo grazie alle risorse, non solo grazie all'impresa, ma grazie anche alle tante generosità che si sono manifestate in questo tempo. Due ringraziamenti particolari. Il primo non può che essere a Don Piero. Don Piero prima ha ringraziato tutto, noi oggi vogliamo ringraziare lui direttamente. Perché abbiamo avuto modo di lavorare con lui, abbiamo cercato di fare le cose per benino, ci sono stati anche momenti non facili, momenti anche di incertezza, momenti di fatica. Don Piero è sempre stato il nostro punto di riferimento, ci ha incoraggiato quando era il momento dell'incoraggiamento, abbiamo condiviso questo percorso, quindi se questa realizzazione oggi c'è, questo lo dobbiamo principalmente alla passione e all'energia del nostro parroco. Grazie Don Piero. La seconda sfida di carattere economico, lo diceva prima Don Piero, la parrocchia si è fatta carico con risorse proprie, c'è stato il contributo importante della CEI, dell'8 per 1000, abbiamo organizzato anche con il mese di novembre del 2013 una raccolta fondi. La crisi economica non ha consentito la definizione dell'accordo di programma con il Comune, però noi contiamo di continuare la collaborazione e il confronto con il Comune per addivenire alla definizione compiuta dell'accordo che fu stipulato nel 2009. Questo per dirvi anche che in ogni caso quest'opera avrà ancora bisogno della solidarietà della comunità.